tra le novità di questa edizione di MACFRUT c'è Acqua Campus, un'area dedicata al mondo dell'acqua, realizzata in collaborazione con l'ANBI. Noi siamo insieme al Presidente nazionale, diamo il benvenuto a Francesco Vincenzi. Allora, Presidente, tra l'altro noi qui di fianco abbiamo dei bambini che hanno vinto un concorso, diciamo, un'iniziativa. È importante spiegare alle giovani generazioni quanto sia importante il risparmio dell'acqua, una risorsa preziosa. Sì, è importantissimo raccontare, partire proprio dalle nuove generazioni, a raccontare da dove è nata, dove sono nati i consorzi di bonifica e da dove è nata l'agricoltura irrigua. Proprio dalle giovani generazioni che dobbiamo insegnare a capire l'importanza e non dare niente per scontato di quello che c'è, perché se c'è qualcosa è perché qualcuno prima di noi l'ha fatto. E abbiamo un compito importante di traghettarlo nel futuro, perché la nostra agricoltura dipende quasi esclusivamente dal poter o meno utilizzare l'acqua, in particolare in un contesto come quello dell'ortofrutta, dove direi che il 100% dell'ortofrutta italiana dipende dall'acqua irrigua. E qua a MACFRUT come ANBI abbiamo voluto raccontare un modello diverso di agricoltura, un modello che dipende esclusivamente da poter o meno utilizzare l'acqua, e vogliamo lanciare alcuni messaggi che sono quelli che l'agricoltura non consuma innanzitutto l'acqua, ma la utilizza per produrre cibo. E i primi a voler risparmiare l'acqua siamo proprio noi, insieme ai nostri agricoltori, perché crediamo che grazie alla ricerca e all'innovazione, che è la nuova frontiera da vincere nei prossimi anni, crediamo di poter dimostrare che l'acqua in agricoltura è proprio un settore dove viene risparmiato più di tutti. Questo è il futuro dell'agricoltura? Sì, il futuro dipende solo ed esclusivamente dal poter utilizzare l'acqua. È proprio questo che vogliamo anche andare a incidere in Europa, grazie all'associazione che abbiamo costituito qualche giorno fa, Irrigans Europe, insieme ai paesi del Mediterraneo, perché purtroppo nel tempo si è pensato a un modello dell'agricoltura in Europa che dipendeva dai paesi nordici, e i paesi nordici non hanno le necessità che sicuramente abbiamo noi paesi del Mediterraneo. Ripeto, l'85% dell'agroalimentare italiano è da agricoltura irrigua e l'ortofrutta è al 100% d'agricoltura irrigua. Grazie a Francesco Vincenzi, Presidente nazionale di ANBI, l'Associazione della Bonifica. Grazie. Chiudiamo questa puntata di Verde a Nord-Est a MACFRUT di Rimini insieme a Giuseppe Romano, che è Presidente dell'ANBI Veneto, l'Associazione dei Consorzi di Bonifica. Perché? Perché l'acqua è fondamentale per avere un cibo di qualità come quello che produciamo in Veneto. Presidente Romano, protagonismo proprio di questo tema dell'acqua, perché il cibo è irriguo. Sì, noi continuiamo nel riaffermare e nel confermare che il cibo è irriguo, e quindi senza una qualità e una quantità necessarie non c'è un cibo, quindi non c'è la nutrizione, quindi non c'è l'alimentare l'uso delle persone. Quindi anche la nostra presenza oggi qui a MACFRUT di Rimini sta a testimoniare l'importanza della stretta sinergia fra acqua, prodotti agricoli, ma non solo, ambiente e territorio. Ecco, per rendere più consapevoli i cittadini avete pensato ad un'iniziativa, il Festival della Bonifica Terre Evolute. L'abbiamo pensata semplicemente parlando e ripensando e rianalizzando il fatto che nel 1922 dal Veneto e da San Donà è partita la nuova bonifica integrale per quello che riguarda l'Italia, e in previsione del centenario che sarà nel 2022 ci stiamo riorganizzando appunto per fare questo festival, nel portare al centro dell'attenzione, quindi al centro ancora una volta del mondo, cos'è la bonifica integrale, e soprattutto quali sono i nuovi scenari, perché certamente dopo 100 anni i scenari sono cambiati, quindi quali sono i nuovi scenari sia per un'agricoltura diversa, per un territorio diverso, e per il fatto per continuare quell'attività che i consorzi fanno di stare al passo con i tempi anche a distanza di oltre 100 anni dalla loro diciamo così, realizzazione. Ringraziamo Giuseppe Romano, Presidente di ANBI, e salutiamo con piacere il Direttore Andrea Crestani. Allora, quali saranno i contenuti di questo Terre Evolute, di questo Festival della Bonifica? È un grande appuntamento che poggia su due grandi contenitori.
Uno è la parte scientifica, quindi simposi che tratteranno argomenti di carattere scientifico assieme con l'università, con la collaborazione di molte università a livello italiano e quindi vedranno anche una folta partecipazione di relatori che si scambieranno anche opinioni e confronti. L'altro grande contenitore sono gli spettacoli, gli intrattenimenti che tutte le sere, dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata, animeranno la piazza centrale di San Donà, dove avremo la presenza di nomi importanti conosciuti a livello nazionale, da Patrizia Roversi a Mario Tozzi a Luca Mercalli, quindi personaggi che intratterranno i presenti su argomenti specifici. Sono degli spettacoli creati ad hoc per il mondo della bonifica su temi di attualità, dall'ambiente alla risorsa idrica al territorio e paesaggio e quindi alla fruibilità. Poi avremo tutta una serie di eventi che sono collegati a queste iniziative e quindi dalle visite agli impianti idrovori, a gite in barca, a viaggi con gli aerei sopra il territorio della bonifica, a biciclettate organizzate sempre, quindi molto ludica l'attività, correlata e collegata. Il Festival della Bonifica si inserisce all'interno della Settimana della Bonifica, che è un evento nazionale. Ecco, tutto ciò che è collegato all'interno di questa settimana diventerà un fuori festival. Inizierà già dal venerdì 18 e finirà con la domenica 27 maggio e saranno tutta una serie di iniziative che tutti i consorzi di bonifica del Veneto stanno mettendo in campo proprio per creare quel corollario e quella rete a sistema di eventi che animeranno ancora di più il Festival di San Donà. Grazie ad Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto. Amici, si chiude qui questa puntata di Verde a Nord-Est, ci vediamo però la prossima settimana, stessa rete, stesso orario. A presto, seguiteci.